Avanza silenzioso, per il momento si vede solo lo scheletro, poi verrà ricoperto dalla carrozzeria. Ecco il primo esemplare di Next, il bus elettrico nato dall'idea di una start-up padovana fondata da giovanissimi studenti universitari che vuole rivoluzionare la viabilità del futuro e che verrà sperimentato per la prima volta proprio a Padova. Il futuro è sicuramente un veicolo elettrico, sicuramente un veicolo speriamo modulare, cioè un veicolo da capacità variabile che permetta anche alle persone di muoversi tra un mezzo e l'altro, quindi prendere destinazioni diverse durante il viaggio. E la guida autonoma sarà probabilmente un passo successivo, soprattutto in base alle normative, perché il freno principale sono le normative che in questo momento ci obbligano ad avere un volante, dei pedali e a guidarlo noi per il momento. Next è un modulo simile a un minibus che può ospitare al massimo 10 passeggeri, ma a questo modulo se ne possono attaccare fino ad un massimo di 5 per consentire un interscambio di passeggeri. Si alimenta a batterie con un'autonomia di al massimo 300 km. L'idea è venuta a Tommaso Gecchelin, studente di fisica e poi di disegno industriale, che voleva ottimizzare il traffico di mezzi e persone nella città. Quando i veicoli sono agganciati insieme, le persone si possono trasferire da un veicolo all'altro. È come se fosse una coincidenza tra autobus, ma senza fermarsi. La sperimentazione parte a Padova lungo via Longhina e via San Fidenzio. Nei prossimi 3 mesi verrà testato il mezzo, poi si passerà alle prove anche in via Venezia, arteria cittadina più trafficata, ma Next arriverà anche all'Expo di Dubai. A Dubai ce ne saranno 5, qui a Padova ne vedremo 2 per adesso e speriamo che per metà dell'anno prossimo possa cominciare un servizio vero e proprio.